Dramma al lavoro che non c'è e di chi lo aveva già e non ce l'ha più. Il dato diffuso dall'Istat a livello nazionale è scioccante. Nel 2012 sono stati 1 milione di licenziamenti e la ricaduta a livello regionale non è di minore impatto. Il dato raccolto da Veneto Lavoro, agenzia regionale, parla di 65.000 licenziati in Veneto nel 2012. Conteggio che riguarda però solo chi ha un contratto a tempo indeterminato o determinato, ma per il sindacato sono molto di più se si contano anche tutti i precari. La cifra raggiungerebbe addirittura i 90.000. Province più toccate quelle dove l'impresa manifatturiere più diffuse e più in difficoltà, a partire dal Vicentino, a seguire poi Padova e Treviso. Una situazione insostenibile per la quale, dicono i sindacati, bisogna subito trovare una ricetta. Dobbiamo da un lato rilanciare la possibilità di avviare politiche di sviluppo con le cose che noi possiamo fare a livello locale. Gli enti locali, insieme alle associazioni di imprenditori, insieme alle organizzazioni sindacali, tutti i soggetti che si possono e debbono muoversi a livello locale possono cominciare a pensare a quali sono le caratteristiche della crescita e dello sviluppo di un territorio. Manca lavoro per i giovani, per chi padre di famiglia ancora giovane non riesce a ricollocarsi. La sopravvivenza era data dalla cassa integrazione o dalla mobilità in deroga. Oggi mancano i soldi anche per questi strumenti sociali. Siamo molto preoccupati che i fondi della cassa in deroga siano stati garantiti ma fino a una certa parte dell'anno, perché poi a giugno ci si arriva molto velocemente. Il tema del lavoro credo che sia, in base a quello che viene detto da tutti, ormai un tema che tutti hanno in mente. Bisogna portare azioni concrete. La mortalità delle imprese è cresciuta nel 2012 in maniera esponenziale. Nel Vicentino sono state perse oltre 1.700 imprese. A ruota seguono Venezia con 1.500 aziende che hanno chiuso i battenti. Non stanno meglio Treviso con quasi 900 attività in meno e Padova con meno 700. Imprenditori piccoli e medi, artigiani che faticano ad accettare il fallimento e scelgono il gesto estremo. E dal pulpito di qualche chiesa come quella di Dese nel Veneziano il parroco quasi assolve chi ruba per mangiare, meglio che togliersi la vita. Fare in modo che possano uccidersi, perché la vita va al di sopra di qualunque tipo di denaro. Le previsioni per il 2013 non sono confortanti, si prevede una diminuzione del PIL del meno 0,4%, causato dal calo degli investimenti e dai consumi delle famiglie. L'effetto ancora una volta è la mancata ripresa nella creazione di nuovi posti di lavoro.